Dovrà esorcizzare i fantasmi di Venezia il Cagliari per poter iniziare la sua avventura nei playoff. Proprio il Venezia, l'avversario che affronterà sabato pomeriggio all'Unipol Domus per poter procedere verso quella che sarà la finale del playoff. È quello che è successo nel momento in cui i risultati sono maturati del tutto, con il Parma che si è conquistato il quarto posto battendo proprio il Venezia tra le mura amiche, e con il Sud Tirol che invece ha perso sul campo del Modena, perdendo anche il privilegio quindi di saltare il primo turno. Sud Tirol che affronterà la Reggina, che all'ultima ora ha battuto l'Ascoli nel finale della gara e quindi ha scavalcato un po' tutte quelle squadre che ambivano ad occupare quella posizione, prima fra tutte il Palermo, che si è letteralmente suicidata nel match casalingo contro il Brescia. Insomma, è stato una vincente ultimo turno in cui il Cagliari ha fatto il suo contro il Cosenza, lo ha fatto quasi serenamente, con troppa tranquillità addirittura in certi momenti, perché ha vinto per 1-0 e questo è il risultato che conta, ma ha avuto tante occasioni per raddoppiare, non chiudendo il match e rischiando a più riprese di essere raggiunto. Non sarebbe cambiato molto, anzi forse non sarebbe cambiato assolutamente niente né per l'una né per l'altra squadra, ma questo atteggiamento è comunque un atteggiamento che va rimosso in vista di quelli che sono adesso i 90 minuti che si susseguiranno e che saranno uno dietro l'altro, tutti i 90 minuti combattuti con il coltello fra i denti, a partire proprio dal primo, che ripeto per noi è una sorta di incubo che viene ripreso in mano per cercare di capire la realtà vera di quello che è successo anche un anno fa, in cui il Cagliari è retrocesso in Serie B. Da Venezia partirà per tentare di ritornare in Serie A, da quel Caronte che ci aveva portato, traghettato verso la B, e da quella porta che è una porta infame, perché comunque sia una partita di questo tipo veramente ci è rimasta impressa negativamente, è uno di quei match, una di quelle situazioni che devi assolutamente esorcizzare, alienare, tentare di superare immediatamente. Claudio Ranieri è l'uomo giusto per condurci da questa parte, ma non sarà una partita facile. Se andiamo a vedere anche i risultati di quest'anno, il Venezia è stato proprio uno dei nostri avversari più temibili, e ci sono tutta una serie di incroci che diventano suggestivi e drammatici dal punto di vista sportivo, come quello di affrontare una difesa comandata da Cepitelli e Carboni, due che facevano parte del Cagliari proprio nella partita dell'anno scorso. Insomma, il campionato di B non smette di essere una bella pagina di letteratura e soprattutto una bella avventura. Speriamo che nel finale ci possa essere quella promozione che si sta cercando di raggiungere a suon di gol e a suon di risultati positivi. Molte le cose viste sul campo del Cosenza, ad esempio un Lapadula addirittura rifinitore, capace di essere generoso alla ricerca del passaggio verso Pavoletti, non coriaceo e egoista come sempre, come si addice a un grandissimo attaccante come lui, e il solito Mancosu capace di pennellare a destra e a manca, ma anche qualche cambio che manca, qualche giocatore che non è in condizione, e quindi massima attenzione, perché ora inizia veramente quello che abbiamo inseguito a lungo. Lo abbiamo conquistato, è vero, ma ora non lo dobbiamo disperdere subito, anzi dobbiamo andare fino in fondo. Il commento a caldo è giunto alla quinta edizione e quest'anno, oltre al web, ci potrai vedere anche in TV. In 5 anni tante aziende ci hanno scelto. Diventa anche tu partner del commento a caldo e segna un gol fondamentale per la tua azienda. Chiamaci o mandaci un messaggio WhatsApp al 335 699 16 93.